questo è il famoso impasto. Quanto tempo dipende? ci vuole? Impastarlo te ne accorgi tu sotto le mani Sotto con le mani. l'esperienza. In base a come la pasta, come Sì, questa è la consistenza, quindi capite un po'. Sì. Minimo mezz'oretta si deve passare, minimo. Dopodiché qual è il Dopodiché secondo viene impanato, ora messo a letto. E al momento in cui si lievita, che te ne accorgi sempre, non c'è un tempo di lievitazione, te ne accorgi in base alla temperatura, alle temperature che ci sono. L'inverno sta qualche oretta in più, l'estate invece di meno, perché la temperatura è più alta e quindi la lievitazione è più veloce. Una volta, signora, questo era il modo antico. Il modo adesso invece. Poi c'è l'impastatrice. E questo è il pane che adesso Il pane è fatto, lieviterà, le costelle sta vedando. lievitando e tra Per quanto mettere sarà in- pronto? Adesso si può mettere nel forno. Tra un'ora viene informato. Sì. Qua, tutto. E queste sono pure coperte antiche. Le teniamo apposta per quando facciamo il Questo pane. tipo di coperta cosa consente? Che Una differenza cosa c'è rispetto anticamente. a un'altra? No, anticamente non è come queste fibre che ci sono con noi, che ci sono plastica, questa non è plastica. Qualche altro minutino e possiamo procedere con l'impanatura e metterlo sempre a letto. E dopo aver impanato il pane e messo a letto, un altro importante passaggio. Un altro importante passaggio è quello di fare le ciambelle, e le faccio vedere il modo. Si apre con il coltello, si mette un po' di farina al centro, si mette un dito, gli altri tre si gira e la ciambella è pronta. Poi viene presa così direttamente, quando c'è la procedura del forno, è messa nella pala e messo nel forno e la forma resterà così per com'è. E poi un'altra cosa pure importante, per ora il pane non è tagliato, può essere benissimo tagliato. La cosa importante è di non utilizzare mai la sera del coltello, perché dice che la faccia del pane si fa male. È meglio usare il cozzo, le faccio vedere. Guardi la tagliatura. Quando si mette sulla pala si farà un pochino, che lo facciamo in questo momento. E questo è il famoso pane. È una procedura molto importante per la farina, perché se viene tagliato, gliel'ho detto, con la sera, il pane è come se sentisse male, perché lei sa benissimo che qualsiasi cosa, anche se non parla, e sono vivi. Metta la farina qua. E questa è la ciambella pure, deve essere di quella, fatta dell'altro modo. Questo è un tipo di lavorazione antico? Antico, sì. Da chi le è stato insegnato? Com'è È la mamma, è una mamma antica. Lo possiamo. Adesso viene coperto. E dopo quando è lieve lo mettiamo nel forno. La